Cerchiamo persone che credano nel nostro operato, disposte a donare un po' del loro tempo all'assistenza. Per questo presentiamo il 6° corso di formazione per volontari, dal 15 marzo al 10 maggio, ogni mercoledì alle 20:15 nella sala culturale del Nonfa Filò di Cenceniche. Incontri aperti a tutti, gratuiti. Informazioni www.pettirosso.com. Telefono 379 24 89 703. Una cena, da noi, non è casuale. È per chi sceglie di stare davvero bene vivendo un'esperienza sensoriale e di gusto, atmosfera e ricette della tradizione dolomitica in chiave moderna. Ristorante Locanda Rondolost. Giovanni vi propone una vasta selezione di piatti con l'esclusivo utilizzo di ingredienti di stagione. Una coccola tra arredamento d'epoca e fornitissima cantina in taverna, ideale per un aperitivo in totale relax. Ristorante Locanda Rondolost, via 20 settembre a Cenceniche. Info e prenotazioni al 345 606 69 18. Prenotazioni aperte per cene per occasioni speciali, cresime, aziendali, compleanni e qualsiasi altra ricorrenza. Ed il tutto a Gordina seleziona architetta o geometra da inserire come consulente commerciale nel proprio showroom. Alla candidata verrà fornito supporto e formazione iniziale e continuativa. Si richiedono buone doti comunicative, orientamento e raggiungimento degli obiettivi e passione per l'interior design. Contratto di lavoro a tempo pieno. Sede di lavoro Cencenighe a Gordino. Inviare le proprie candidature a info@ediltuttoagordina.it. Per maggiori informazioni 0437 59 12 11. La radio di sera. La radio, come 40 anni fa. 4 amici attorno al mixer. Simonetta, Marco, Mirko, Moreno. Mercoledì dalle 20:30, come una volta, con le tue dediche, richieste, via WhatsApp al 348 47 57 041. La radio di sera, come 40 anni fa. E anche ospiti a sorpresa, risate e Radio Serenità. Ti aspettiamo, mercoledì 20:30, Radio Più. Nel dopo sci o dopo una giornata di lavoro, relax, musica e buon cibo in centro ad Alleghe, al pub Coldai. Aperto tutti i giorni con cucina dalle 17. Venite ad assaggiare i nostri special burger, le pizze in pala e il nostro ristorante, le birre artigianali e i buonissimi cocktail. Ogni weekend DJ set o musica live. Pub Coldai, divertimento a tutto gusto. Il ritmo delle Dolomiti. Radio Più. Ora esatta. Radio Più. Sono le 7:59. Buongiorno dalla redazione. Strage ai migranti si terrà giovedì pomeriggio al Consiglio dei Ministri convocato a Cutro nella sala consiliare del comune calabrese. Domani invece il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferirà alla Camera in merito al naufragio. Potrebbe svolgersi la prossima settimana, nel frattempo l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Crotone al GIP per cristallizzare le testimonianze di superstiti del naufragio. Intanto proseguono le ricerche in mare e non sono mai state sospese le operazioni in spiaggia che abbracciano tutto il litorale crotonese, alle quali collaborano numerosi volontari. Alta tensione tra Cina e Stati Uniti dopo che nella tradizionale conferenza stampa annuale del ministro degli esteri, ai margini dei lavori dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il neoministro Qin Gang non ha usato parole tenere nei confronti di Washington. Se gli Stati Uniti continuano sulla strada sbagliata ci saranno conflitti e scontri, ha detto, aggiungendo che Pechino non ha fornito armi per la guerra in Ucraina e che sceglie la de-escalation all'escalation. A Milano 6 persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di aggressioni messe in atto nella zona della stazione centrale da un uomo ubriaco che ha usato un taglierino per colpire alcuni passanti. Uno dei feriti, un uomo di 68 anni, è stato portato in gravi condizioni in ospedale. L'aggressore, descritto come un giovane nordafricano, è stato arrestato dalla polizia e sarà trasferito nel carcere di San Vittore. È omicidio stradale l'ipotesi di reato della Procura di Treviso nei confronti del conducente della BMW, scontratasi con un platano tra sabato e domenica nel Trevigiano. Nelle
Nell'incidente hanno perso la vita 2 ragazze di 19 e 17 anni. Nel profilo TikTok della più giovane spuntano video in cui si lamentava della guida spericolata del fidanzato. Qualcuno parla di una vera e propria gara di velocità. Terremoto all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dove si è dimesso nella serata di ieri il direttore Roberto Baldoni, l'uomo che aveva guidato l'organismo fin dal momento della sua costituzione nell'agosto 2021. Una mancanza di fiducia avvertita da parte dell'esecutivo potrebbe aver determinato la scelta del professore. Tra i compiti dell'Agenzia per la Cybersicurezza ci sono il supporto ai soggetti pubblici e privati nazionali che erogano servizi essenziali, la prevenzione e mitigazione degli incidenti, la promozione di campagne di sensibilizzazione e diffusione della cultura della cybersicurezza. Anche quest'anno l'8 marzo sarà sciopero generale in collegamento con la giornata internazionale della donna. Braccia conserte per 24 ore per i lavoratori e le lavoratrici di tutti i settori, dal trasporto pubblico alla scuola e alla sanità. Sono attesi disagi alla normale circolazione dei mezzi pubblici. Gli orari potrebbero però essere diversi e nelle principali città italiane le aziende che si occupano di trasporto hanno già comunicato le fasce in cui i cittadini potrebbero non trovare alcun mezzo. È tutto, a più tardi. Strade bellunesi, aggiornamento dalla chat Telegram Viabilità Provincia di Belluno. Viaggiare Belluno con WPB, siamo sulla strada giusta. Buongiorno, sono le 8, 2 minuti e un secondo, viene segnalata colonna a Nemeggio. La motivazione è il solito semaforo, quindi per cantieri di lavoro. La colonna dunque, zona Nemeggio. Statale 203 a Gordina, alla centrale della Stanga, senso unico alternato per lavori in corso. È difficile tenerti ancora qui. Sei un fardello troppo grande da portare e io giuro che non posso farne a meno, ma il mio cuore ora no, non ce la fa. E non dico che hai sbagliato in qualche cosa, perché tu mi hai dato tutto quel che hai e già so che piangerai e che piangerò, ma che poi ti cercherò dovunque andrai. E non stringermi così, chiudi gli occhi e pensaci. Io non voglio farlo per poi perderti. Sparirò, contaci, non saprai più dove sono e capirai che con me non potevi andare lontano e saprai da di più. Trova un uomo che sia buono e che ti ami più di me, anche se io credo sia impossibile. È difficile tenerti ancora qui. Un tesoro che non posso governare. Sai di donna, sai d'amore, sai di mare, tutto quello a cui non posso rinunciare. Ora devi andare via, di che è tutta colpa mia. Al mondo che ti ho amata alla follia. Sparirò, contaci, non saprai più dove sono e capirai che con me
non potevi andare lontano e saprai darti più. Trova un uomo che sia buono e che ti ami più di me, anche se io credo sia, anche se io credo sia, anche se io credo sia impossibile. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Buongiorno, le 8 sono trascorse da 6 minuti, ben ritrovati. Come avete sentito nello speciale di poco fa, si segnalano dei rallentamenti sulla 203 a Gordina per lavori alla centrale della Stanga. C'è un senso unico alternato e ci sono inoltre dei rallentamenti che vengono invece segnalati nella zona di Nemeggio. Detto questo, subito i giornali. Iniziamo dal Gazzettino. Il titolo di apertura fa quest'oggi riferimento al grave fatto di cronaca che ha interessato Borgo Valbelluna, soprattutto una famiglia, fatto che risale alla scorsa domenica. Muore nelle braccia di moglie e figlia, titola il Gazzettino. Imprenditore Roberto Maso stava partecipando in Val di Fassa ad una passeggiata sotto la luna. Un malore lo ha stroncato. L'azienda di famiglia è la Flex Piave, Borgo Valbelluna. Produce materassi. Il funerale è venerdì mattina. È riuscito solo a pronunciare un oi, soffocato dalla fitta dolorosa al petto, poi si è accasciato sulla neve gelida della notte. Così. Se n'è andato Roberto Maso, avrebbe compiuto 54 anni sabato, imprenditore di Borgo Valbelluna, titolare insieme ai fratelli della Flex Piave, è la storica azienda che produce materassi a Lentiai. Una camminata al chiar di luna organizzata dal rifugio Fuciade al Passo San Pellegrino, trasformatasi in tragedia. L'uomo aveva raggiunto il rifugio per prendere parte alla passeggiata notturna insieme alla moglie Patrizia Bertelle e alla figlia Elisa, che ha provato in tutti i modi a rianimare il papà. Roberto Maso avrebbe compiuto 54 anni sabato. Sul Corriere delle Alpi l'apertura è un'altra, impianti del Nevegal, la gara è andata deserta, neppure l'attuale gestore presenta un'offerta al comune, vincoli stretti. Siamo tagliati fuori. L'assessore tenta con una proroga, c'erano interessamenti e adesso non ci resta che dare altri 40 giorni. Daniele Dalvit. Bando deserto, scaduti i termini per partecipare alla gara per la gestione degli impianti di risalita del Nevegal, nessuna offerta è arrivata agli uffici della stazione unica appaltante della provincia di Vicenza, che ha curato la procedura per conto del comune di Belluno. Ad illustrare i prossimi passi è l'assessore al progetto Nevegal del comune di Belluno, Franco Roccon. La gara è andata deserta, nel senso che non si è presentato nessuno, malgrado le diverse richieste di chiarimenti per questa gara. Abbiamo deciso così come comune di reiterare la scadenza al 15 di aprile per dar modo ovviamente a tutti di scrivere le osservazioni e soprattutto di valutare al meglio questo bando che è così particolare, nel senso che ha sia la gestione che l'acquisto nel stesso atto. Roccon sottolinea poi come questo bando sia un'eccezionalità nel panorama dell'arco alpino, visto che vincola la concessione della gestione degli impianti e l'acquisizione degli stessi da parte del comune. In queste settimane abbiamo registrato alcuni segnali di interesse, spiega l'assessore, e proprio queste domande informali hanno evidenziato la necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti. Ci sono quindi altri 40 giorni per chiedere spiegazioni su specifiche e requisiti. Un'azione importante per dar modo a Nevegal di crescere e di dare un'opportunità in più sia estiva che invernale. Ripeto, daremo scadenza ancora per il 15 di aprile e saremo nei tempi utili per aggiudicare la gara, che deve essere fatta entro il 31 di maggio. Da Palazzo Rosso si ricordano e confermano gli impegni su questo fronte. Da una parte quello economico, con i 145.000 euro pronti per l'acquisto degli impianti e i 115.000 euro di canone annuo per i 12 più 1 anni previsti dal bando di gestione.
e dall'altro quello politico, che ha promesso di coinvolgere anche provincia e regione, che per il 2024 contribuiranno con 500.000 euro complessivi per le manutenzioni. Da Belluno, per Radio Più, Daniele Dalvite. Ieri è stato un giorno importante, uno di quelli da ricordare perché era da tempo che si attendeva a questo momento la famosa posa della prima pietra. Stiamo parlando di un tunnel che collega il bellunese con il trentino, stiamo dunque parlando di un collegamento decisamente importante che è la Galleria Palarossa. I titoli, centropagina del Corriere delle Alpi con foto, primi colpi di ruspa alla Galleria della Palarossa, 16 mesi per avvicinare Feltrino e Primiero. Uno stuolo di autorità, compreso l'amministratore delegato di ANAS Aldo Isi, hanno presenziato ieri mattina la posa della prima pietra nel cantiere della Galleria della Palarossa. Previsti 16 mesi di lavori per avvicinare Feltrino e Primiero, l'opera costerà 31,7 milioni di euro. Il Corriere delle Alpi dunque la pone in centropagina con la foto, fa altrettanto il Gazzettino che titola "Via i lavori della Galleria tra Altopiano e Trentino". Sul Corriere del Veneto il titolo: "Iniziati i lavori per la Galleria Palarossa". Il cantiere durerà fino all'estate del 2024. Sul collegamento per il Trentino l'assessore Giampaolo Bottacini. Questa mattina sono iniziati i lavori della galleria che collegherà appunto il comune di Lamon con il Trentino, la vallata del Primiero, una opera assolutamente importante, storica, attesa da molti anni e che è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra vari soggetti, tra vari enti. Ricordiamo che è stata finanziata con fondi che per un terzo sono statali, per un terzo sono della provincia autonoma di Trento e per un terzo i cosiddetti fondi di confine, che sono quei fondi che quando ero presidente della provincia ero riuscito a convincere l'allora ministro Calderoli e il sottosegretario Brancher a istituire. Quindi una sinergia importante di vari soggetti che mette fine a uno dei punti critici della viabilità di collegamento fra la provincia di Belluno e la provincia autonoma di Trento. Corriere delle Alpi, lutto a Polpette. Emanuele aveva 44 anni. Saranno celebrati oggi alle 11 nella parrocchiale di Polpette i funerali di Emanuele Tonon, 44 anni, manager impegnato da tempo per lavoro in Emilia-Romagna, gruppo supermercati MD. Aveva all'attivo esperienze professionali importanti nel settore della grande distribuzione, notizia che ha colto di sorpresa i tanti coetanei, i paesani, che ricordavano con affetto il ragazzo dai modi riservati trasferitosi fuori regione per lavoro. La famiglia, con la sorella Loretta, il fratello Massimo, ha voluto ringraziare il personale del Policlinico Universitario di Modena. Feltre si svolgeranno domani mattina alle 10:30 nella chiesa di San Benedetto a Celarda i funerali di Antonio Salina, deceduto tragicamente sabato nella vasca della stalla all'interno dell'azienda agricola La Francescana dopo essere uscito dalla casa di riposo di Arsie. A Belluno domenica sera doppio investimento, 2 donne travolte dalla Porsche lungo via Vittorio Veneto, trasportate in ospedale, non sono in gravi condizioni, illeso il conducente della Porsche, un trevigiano, viaggiava in direzione Ponte nelle Alpi. All'altezza della concessionaria Autogiada l'investimento. Le 2 donne stavano attraversando la carreggiata nei pressi delle strisce pedonali, sono state prese in pieno dalla vettura, si è fermata sul passaggio pedonale. Sempre gravi le condizioni della 36enne di Selva di Cadore, ricoverata al Caffoncello di Treviso da sabato pomeriggio in prognosi riservata. La donna è rimasta gravemente ferita nell'incidente lungo l'autostrada A27. Prima Cloud, dopo Pordenone, la terra continua a tremare, ieri ancora più vicino, Longarone. Erano le 13:31 di ieri quando la terra ha tremato a Longarone. Pochi secondi ma intensi. La scossa è stata registrata sul Monte Schiara tra Longarone e Ponte nelle Alpi. Magnitudo di 2.2 con una profondità di 9,8 km. Dopo le continue scosse a Claute nel vicino Friuli, questa volta il terremoto ha interessato la provincia, breve e leggero e non ha provocato danni. La scossa è stata avvertita distintamente, soprattutto nei piani più alti delle abitazioni.
Il sismografo di Agordo l'ha ben rilevata, come conferma il diagramma che pubblichiamo nel giornale Radio Più, edizione odierna. Danni al cantiere per la pista da bob a Cortina. La pista da bob da oltre 100 milioni d'euro divide i contrari. Si sono mossi con una protesta non condivisibile, ovvero abbattendo parte delle reti del cantiere. Per la demolizione e la ricostruzione della pista, una decina di metri di retina di plastica con paletti che la reggeva domenica mattina è stata ritrovata a terra. L'assessore delegato Stefano Ghezze annuncia provvedimenti tipo l'installazione delle telecamere. Andiamo ad Alleghe, dove si sostituiscono i punti luce comunali, ci racconta dal Corriere delle Alpi Gianni Santomaso. Ad aprile parte la sostituzione di tutti i punti luce del territorio comunale. Lo annuncia il sindaco di Alleghe Danilo De Toni, dopo il completamento del progetto che riguarda l'illuminazione lungo il percorso da Santa Maria delle Grazie a Caprile, che avverrà in primavera. Il comune in riva al lago conoscerà infatti un generale ammodernamento della rete dell'illuminazione pubblica. Da gennaio, dice il sindaco, la gestione del nostro impianto è passata nell'ambito del progetto 3L, che ha la provincia di Padova come capofila, a cui il nostro comune aveva aderito. Già da oggi, continua il sindaco, è 3L che interviene per eventuali guasti, anzi sono direttamente i cittadini che, tramite il numero verde o l'indirizzo mail che trovano sul sito del comune, possono segnalare al gestore che un punto luce non funziona. 3L gestirà l'impianto per 15 anni. Da subito si partirà con la sostituzione dei corpi illuminanti. Ce ne sono 536 su tutto il comune, dice De Toni. Da aprile inizieranno i lavori che doteranno Alleghe di luci con tecnologia LED. Il guadagno di questa operazione verrà suddiviso tra noi e chi ha realizzato l'impianto. Nel frattempo la giunta De Toni continua a lavorare su altri fronti. Per quanto riguarda il bacino, dice il sindaco, è partito l'iter per l'approfondimento tecnico che dovrebbe essere approvato a breve in consiglio. Si tratta di un'opera finanziata con i fondi di Area Vasta che vede una copartecipazione pubblico-privata. Il pubblico mette il 49% e il privato il 51%. In questa fase si sta costituendo una nuova società ad hoc per il bacino a Col di Balli. I bacini sono il futuro per lo sci di fronte a stagioni come quella di quest'anno. Con essi potremo pensare di continuare a innevare le piste sfruttando i pochi giorni di freddo che ci saranno. Certo, occorrerà fare in modo che da marzo a novembre il bacino venga riempito. Il progetto per i magazzini comunali è in fase più avanzata. L'area appena fuori il centro, dove era stato ipotizzato di realizzarli, spiega De Toni, non era più idonea dopo Vaia per ospitare edifici. Dopo aver realizzato le opere di mitigazione, vale a dire la sopraelevazione dell'argine, secondo le indicazioni date dall'autorità di bacino, la declassificazione dell'area è però approdata in commissione. Non abbiamo ancora la comunicazione ufficiale, ma siamo tranquilli sul fatto che verrà dato l'ok alla realizzazione dei magazzini. Per questo abbiamo sbloccato l'incarico per la progettazione, unitamente a quello per lo studio di fattibilità del nuovo distretto sanitario, finanziato con i fondi delle aree interne. Per quest'ultimo dovremo trovare altre risorse, perché i prezzi intanto si sono alzati. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Corriere delle Alpi, canoni idrici. La provincia deve rimborsare le centraline mai realizzate. La sentenza del Tribunale delle Acque, la provincia presenterà ricorso. Cortina, danni al cantiere della pista da bob. Valutiamo le telecamere. E poi il titolo basso, si pensa alla giornata di domani, la festa dell'8 marzo, l'anticipa il Corriere delle Alpi con questo titolo: Donna, vita, libertà, 3 iraniane. Raccontano la rivolta. Il bellunese punta i propri riflettori sull'Iran, sulla rivolta in corso. Farian Sabai, Bita Malakuti, Anaita Zamani racconteranno la lotta dei propri connazionali per i diritti civili, testimonieranno come sia difficile la vita quotidiana delle donne in Medio Oriente. Gazzettino, non tornano più i conti, allarme costi al liceo Lollino. Perdite per alcune decine di migliaia d'euro. Il liceo Lollino valuta come poter proseguire. Un caso affrontato dal consiglio di istituto, presenti il vicario generale Don Diego Bardin, il rettore del seminario gregoriano Don Giorgio Lise, che assicura: a noi sta a cuore la scuola e come ogni cosa buona dal punto di vista culturale educativo ci piacerebbe rimanesse, ci daremo da fare, questa è l'intenzione. Altro titolo per quanto riguarda il Gazzettino riguarda l'obesità in provincia, dati migliori della media italiana. Il 32,5% degli italiani tra 16 e 69 anni è in sovrappeso, ma in provincia di Belluno il dato scende anche al 25%, anche per obesità il dato è inferiore.
9% contro il 10,4%. Il fenomeno del benessere colpisce anche i bambini, sono ben il 22% della popolazione locale, rappresentano spesso lo specchio dei genitori, i dati diffusi dall'ULSS Dolomiti, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione dei chili di troppo, si è celebrata lo scorso 4 marzo. Il focus è stato fatto soprattutto sui giovani per i quali l'ULSS ha 2 ambulatori, uno a Belluno, l'altro a Feltre. Si lavora in equipe tra medici, infermieri, dietologi, psicologi, per prevenire, per curare il vizio del cibo che con il tempo genera gravi patologie. Altro problema, spesso i genitori non realizzano la condizione del figlio e dei figli, ritenendo normale qualche chilo in più. Altre volte invece si preferisce non affrontare l'argomento, come spiegano i pediatri Stefano Marzini, ospedale di Belluno, Bianca Virginia Palermo, ospedale di Feltre. Presi in cura anche adolescenti arrivati a pesare 100 kg. La dieta, nei giovani il trattamento non prevede grandi restrizioni, ci pensa la crescita a distribuire il peso. Questa sera a Falcade saremo in diretta sui canali social. Falcade. Il sindaco di Falcade, Mauro Salvaterra, ha convocato il Consiglio Comunale per oggi alle 20. 8 i punti da discutere nella seduta in programma nella sala consigliare del municipio. Tra questi si parlerà del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, dell'approvazione delle aliquote IMU, una nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione 2023-2025 e un mutamento temporaneo di destinazione dei terreni di uso civico in località Zingari Bassi per la costruzione di un cavidotto. Turismo in montagna, sci il settore vola nonostante i prezzi, 13% in più di passaggi. Parliamo del mordi e fuggi. Note positive quelle di Marco Grigoletto, che è presidente dell'ANEF. Se proseguirà così supereremo i numeri pre-Covid. Da Arabba, sapete di quanto sono aumentati i passaggi sulle piste da sci nelle nostre montagne? Un primo parzialissimo dato è estremamente significativo. L'incremento è del 13%, dice Marco Grigoletto. È vicepresidente di Funia Via Arabba, è presidente di ANEF Veneto, associazione degli impiantisti, e questo nonostante gli aumenti dei prezzi sia degli ski pass che della ricettività alberghiera, della ristorazione. Va così bene che le chiusure, anziché col lunedì dell'Angelo, per alcune stazioni si protrarranno alle domeniche successive, neve nuova permettendo. Se è vero che gli alberghi hanno fatto il pieno, tra il 65 e il 70%, vuol dire che le Dolomiti hanno avuto un movimento sciistico, mordi e fuggi. I passaggi dello scorso anno si erano fermati al 3,2% in più rispetto all'inverno precedente, rispetto al 2018-19. La perdita era stata di oltre 6 punti, di 7 rispetto all'anno prima. Un recupero dunque alla grande, merito della neve, seppur poca, non è mai mancata, degli stranieri che sono arrivati più numerosi, perché da altre parti le piste erano ferme, e in parte dei pendolari italiani, soprattutto veneto, si sono dimostrati fidelizzati. Manca esattamente un mese allo stop pasquale e si cominciano a tirare le somme. Lo fa per l'appunto Marco Grigoletto oggi dicendo: il finale di stagione sta andando bene, contiamo di terminare, se tutto dovesse procedere come negli ultimi giorni, con i dati che probabilmente miglioreranno, quelli del pre-Covid. Altro titolo sulle strutture piene tra il 60 e il 70%, ma poteva andare meglio. Parla Stefano Pirro, la carenza di neve ha influito, l'atmosfera è importante. Gli albergatori dunque sono soddisfatti a metà, stagione salvata dagli stranieri. Pirro, presidente degli albergatori, fa riflessioni importanti proprio con riferimento a quanto successo. Ha influito, specie in queste settimane, la carenza di neve, quella che fa il paesaggio. C'è stata per lo sci, non per l'atmosfera, che è comunque elemento importante. Il presidente degli albergatori fa la riflessione anche sull'organizzazione della vacanza. Gli stranieri non prenotano all'ultimo momento e hanno permanenze lunghe, non mordi e fuggi come quelle invece degli italiani. La vicenda di Giorgio Perlasca, giusto fra le nazioni, verrà ricordata giovedì 16 marzo alle 20:30 nella sala ai migranti in via Lotta a Canale d'Agordo.
organizzato dalle biblioteche della Valle del Viois con la Proloco di Canale, con il patrocinio del comune di Canale d'Agordo e del presidio Libera Gordino e con il contributo di Cassa Rurale Dolomiti e Birreria Costa. L'evento vedrà la partecipazione di Franco Perlasca, figlio di Giorgio, il commerciante italiano che, praticamente da solo, nell'inverno 1944-45 salvò la vita a più di 5.000 ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione nazista nei lager. Franco Perlasca, dice Marilisa Lucchetta, assessora alla cultura del comune di Canale e rappresentante delle biblioteche della Valle del Viois, testimonierà l'impresa del padre che a Budapest, inventandosi il ruolo di console generale spagnolo, riuscì a trovare soluzioni ardite e rischiose per evitare a così tante persone la terribile esperienza della persecuzione nazista della Shoah. Tornato in Italia dopo la guerra, Giorgio non raccontò a nessuno la sua storia. Solo alla fine degli anni '80 la sua vicenda venne alla luce grazie ad alcune donne ungheresi sopravvissute a quel terribile inverno che cercarono il console loro salvatore. Le ricerche in Spagna non approdarono a nulla, ma le donne non si diedero per vinte e alla fine trovarono Perlasca. Il nome di Giorgio Perlasca è annoverato a Gerusalemme tra quelli dei giusti fra le nazioni e un albero a suo ricordo è piantato sulle colline che circondano il museo dello Yad Vashem. A chi gli chiedeva il perché del suo comportamento, ricorda Lucchetta, lui rispondeva di aver fatto semplicemente il suo dovere, di fronte a tanto orrore. La sua testimonianza afferma che per ogni individuo è sempre possibile fare delle scelte alternative, anche nelle situazioni peggiori. Nel pomeriggio di giovedì, la Fondazione Perlasca, nella persona del figlio Franco con la moglie, si intratterrà per 2 ore con i ragazzi della scuola media Emidio Paolin, che, guidati dalla loro insegnante, si stanno preparando all'importante incontro. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Corriere delle Alpi, 3 anni ai Giochi Paralimpici sfilano l'influencer Dolomiti in vetrina, si va verso Milano Cortina 2026. Per i prossimi 3 anni le Dolomiti saranno in vetrina, ogni occasione è buona per mostrarsi al mondo. Ad un mese dalla cerimonia dell'alzabandiera, in piazza Cortina d'Ampezzo a Milano, già tempo di avviare il conto della rovescia per le Paralimpiadi invernali. Si terranno tra Milano, Cortina, Val di Fiemme e Verona. I giochi si terranno dal 6 al 15 marzo del 26, appena conclusa la manifestazione coi 5 cerchi che inizia invece a febbraio. C'è ancora molto da fare, in particolare per adeguare le infrastrutture, gli edifici, gli accessi e le possibilità di tutti gli utenti. Nel segno dell'inclusività, così importante per l'evento sportivo, questa sera a Palazzo Balbi, Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, si tingeranno di viola a colore internazionale della disabilità. All'iniziativa aderiscono anche i palazzi milanesi connessi ai giochi. Dopo un incendio di sabato, scuola ancora chiusa da Auronzo, resta chiuso fino a giovedì il comprensivo colpito da un principio di incendio nella mattinata di sabato. La struttura accoglie la media statale Villa Grande, il liceo linguistico Cadore, totale 80 ragazzi. Secondo il primo cittadino Dario Vecellio Galeno, l'intervento è più importante di quanto ci aspettassimo. Va sostituito l'intero quadro di distribuzione elettrica e va certificato da un professionista. Gazzettino, stanziati 800.000 euro dalla Regione per gli interventi al Codivilla Putti di Cortina. Ammonta a 830.000 euro il nuovo finanziamento della Regione per i lavori di ristrutturazione del Codivilla, intervento che si aggiunge allo stanziamento complessivo di oltre 30 milioni di euro per la ristrutturazione della struttura. L'ulteriore finanziamento riguarda opere di bonifica impreviste. Giornale radio principale. Sport. La stampa inglese ha dedicato un lusinghiero articolo al giovane calciatore Nico Lawrence. Non è la prima volta che i tabloid britannici parlano in maniera più che lusinghiera del possente difensore centrale di origine italiana, anzi bellunese, considerato che la mamma di Nico, la signora Chiara Dedea, figlia primogenita di Fiorenza Roccon e Walter Dedea, da diversi anni vive e lavora a Londra, dove si trasferì giovanissima da Ponte Mas. L'ultimo in ordine di tempo ad interessarsi a Lawrence è stato il giornale online Torbay Weekly, che ha dedicato al 19enne difensore, in forza al Torquay United in National League, campionato paragonabile alla nostra eccellenza regionale,
un pezzo con foto dal titolo eloquente. Tutto sembra possibile per il giovane Nico Lawrence. Il collega inglese Dave Thomas racconta come Lawrence si sia messo in luce fin dal suo esordio con i gialleblu del Torquay United in una gara di FA Trophy e poi abbia migliorato partita dopo partita il suo rendimento, tanto da diventare pedina inamovibile nei piani tattici del tecnico Gary Johnson. Fisico notevole, ottima visione di gioco, tocco di prima e stile nel calciare la palla sono le doti, secondo Thomas, che possono aprire le porte della Premier League al giovane Nico, che proprio prima di essere girato in prestito al Torquay United si era visto rinnovare fino all'estate 2025 il contratto dal suo club, il Southampton, squadra in cui giocò la stella Kevin Keegan, vincitore di 2 palloni d'oro. Nelle prossime settimane, oltre Manica, Nico proseguirà la sua scalata. Intanto in Italia, i nonni Fiorenza e Walter lo seguono con grande orgoglio e fiducia. Da Belluno per Radio Più, Roberto Bona. Grazie Roberto Bona, grazie a voi per averci ascoltato. Alle 9.30 il GR Mattina, alle 10.10 Michela dell'Osbel ci propone quest'oggi la rassegna stampa ladina del Musla e alle 10.30 Roberto Agnolet. Conosciamo la professione del fisioterapista, conosciamo il fisioterapista, un giovane dell'Agordino. Roberto Agnolet, 10.30, Radio Più, a dopo. Carpe Diem, Carpe Fontana Group. La provincia promuove il bando di sostegno agli agriturismi bellunesi e il gruppo Fontana già pensa, crea, arreda il tuo agriturismo da Serie A. Ivo Fontana Mobili, a Ponte nelle Alpi. Dalla demolizione alla costruzione, dalla piastrella all'arredo. L'idea, il sopralluogo gratuito, il progetto, il rendering. Affidati ai professionisti e insieme cresciamo nello sviluppo turistico del territorio. Gruppo Fontana, marchio dolomitico anche nell'agriturismo. E non vuoi cogliere l'attimo? La vita è fatta di cambiamenti. Lo studio è diventato una cameretta e la vecchia auto un'auto attenta al futuro. Piccoli o grandi che siano, affronta i cambiamenti con fiducia grazie ai prestiti Agos. Agos, ogni volta che vuoi cambiare. Ti aspettiamo presso l'agenzia autorizzata in via Vittorio Veneto 170-174 a Belluno. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione Agos. Sei in agenzia. Iscrizione OMA 493. Al Super V e al V Store è arrivato il sottocosto! Solo fino all'11 marzo, fino a esaurimento pezzi, caffè qualità rossa Lavazza 250 grammi per 2 in sottocosto a €4,49 e il prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati in sottocosto a solo €2,29 letto. Super V, passione per la qualità da sempre. Atomic Party 17 e 18 marzo al Pala Falcade con i chimici del Follador De Rossi, aperitivi, giochi, tornei, happy hour. Venerdì 17 dopo l'aperitivo delle 18, dalle 21 la musica liscio e ballabile con l'orchestra La Tua Idea. Sabato 18 dalle 16 tornei di briscola e calcio balilla e dalle 21 party con DJ Bisso, happy hour dalla mezzanotte. Info e prevendite 371 116 45 37. Atomic Party, un divertimento atomico in collaborazione con il Bar Sport da Budi in piazza a Canale d'Agordo. Ami la bicicletta? D-Bike è il posto per te. Con la nuova stagione, la ventata di novità. Il nuovo punto vendita, noleggio e riparazione a Taibon Agordino, in località Nogarola, lungo la regionale 203 a Gordina. D-Bike, la giusta consulenza per chi ama lo sport, mountain bike, downhill, strada, ma anche city bike per tutta la famiglia e biciclette per bambini e ragazzi. Nel nuovo punto di riferimento, accessori e abbigliamento per chi ama il mondo delle due ruote. La novità a Taibon Agordino, il nuovo D-Bike apre il nuovo punto vendita. Subaru è divertimento 4x4, è tecnologia ibrida ed elettrica, è sicurezza integrale. Subaru è Carraro concessionaria. Scopri la qualità e la sicurezza dei prodotti giapponesi con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Subaru ti aspetta negli showroom e officine Carraro di Belluno, Treviso